Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Francesco, 1-0-0 quello con il Pergo, che sicuramente non vi può rendere pienamente soddisfatti. Di certo di buono c'è da tenere che ancora una volta la difesa si è dimostrata solida, nonostante comunque siano passate 2 settimane dall'ultima partita, che anche in quel caso avete chiuso con 0 gol al passivo. Di certo c'è che oggi Lecco sembra una squadra veramente con tanta gamba da spendere e anche una convinzione crescente. Ma sì, abbiamo fatto una bella prestazione domenica e venivamo appunto da una domenica fermi, quindi era importante mantenere la concentrazione che avevamo avuto nelle partite precedenti e siamo appunto contenti della prestazione e un po' meno del risultato. Potevamo vincere questa partita e non siamo riusciti e peccato. Quello dei playoff era una possibilità che sarebbe potuta diventare ancora più concreta, ovviamente con una vittoria. Ad oggi comunque il Lecco rimane agganciato a questo treno, seppure in una posizione di svantaggio rispetto a chi lo precede, anche la Virtus Bergamo, c'è in questo cuscinetto con il Pergo. Certo c'è che con 7 partite ancora da giocare, 21 punti potenzialmente conquistabili, c'è ancora tempo per nutrire qualche speranza. Ma sì, è chiaro che se domenica riuscivamo a vincere riuscivamo a fare un bel passo in avanti e purtroppo non siamo riusciti, però mancano ancora 7 partite e ancora tutto aperto, quindi dovremo cercare di fare il massimo per raggiungere questo obiettivo. Grazie Francesco, buon lavoro. Grazie, ciao. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.